Ti serve per ingannare, sa, femmina la porta. Tu sia più bella femmina, ti voglio bene e non mi vento. Ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Accomodatevi. Non siete. Siete signori? Accomodatevi. Sì. Sei grande! Accomodatevi. Sì. Accomodatevi. Qui. Accomodatevi. Eccoci qua. Mio marito Arturo non c'è, ma me l'aveva detto che sareste venuto. Ah, ma mi fa piacere. E... Poverino. È accogliente qua, visto? Sì. E che dobbiamo fare io e voi? Niente, signore, niente, proprio niente. Non... E allora che siete venuti a fare? Ah, ecco, adesso vi spiego. Dovete sapere che qualche giorno fa io e vostro marito ci siamo incontrati. Noi siamo amici per la pelle, ma veramente amici. Solo che non ci vedevamo da 15 anni, perché io sono stato 15 anni all'America, sì. Signor, io sono stato 15 anni all'America, signor, America. America. United States, you know. Allora ci siamo incontrati, troppo 15 anni che non ci vedevamo. Oh, come stai? Come non stai? Una cosa. E allora lui mi dice, vostro marito mi dice, signor, vostro marito mi dice a me, io mi sono sposato circa 2 anni fa. Ah, non mi fa piacere. Signor, io dice, mi fa piacere che ti sei sposato, e tu mi chiesi lui. Io sono stato 15 anni all'America, adesso sono qua, mi trovo un po' a disagio perché vivo in hotel. Come? In albergo, come dite qua all'Italia, ma non mi trovo tanto bene, dice io sto cercando una stanza ammobiliata presso una famiglia per stare trovare un po' di calore da affittare naturalmente. Allora mi dice, ma vieni a casa mia, a casa nostra moglie sarà contenta. No, ma no, veramente complimenti, combinammo pure il prezzo ed eccomi qua. Arturo mo viene e ve lo vedete con lui. Certamente ci parlerò e approfitterò dell'occasione parlandoci per fargli anche i miei complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi. E mo che vedete? Io ero un fiore. Perché mo no, siete un bouquet. Ma già fatta che non mi conosco più. Ma che carità. Quello mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta. Come? Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta. Vi ha sparato? Ha preso il revolver e mi ha sparato. Per miracolo non mi ha colpito, perché chissà quale santo tenga che mi protegge. Scusate signor, forse non... Vostro marito questa mattina vi ha sparato? Solo stamattina. Ma chi mi spara sempre? Il primo colpo di rivoltella me l'ha dato il primo giorno di matrimonio, a tavola, dopo il secondo piatto. Vedete la frutta, l'ha detto. E nemmeno vi ferì, niente, proprio niente. Chissà il proiettile dove andò a finire. Ma poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo la pace e tutto finì. No. La seconda volta mi ha sparato appena sveglia, di prima mattina. Mi ha detto un caffè. E la terza volta il giorno del mio nonostico. Il dolce, il santo onorevole. Ma che ne volete sapere voi? Scusate signore, non per sapere, ma da quanto tempo vi spara vostro marito? Aspettate, ma ve lo dico. Allora, sappiamo che ci siamo sposati. Sono passati 2 anni. 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 2 anni
E non vi coglie mai, no, niente. E se si qua? No, dico, starei qua. Vabbè, certamente, se vi cogliete stavo sopravvivendo. Fino a mo', no? Ma chissà, qua volta che si in sta casa, no? Chissà. Ecco, l'Arturo è arrivato. Speriamo che sta di buon umore. Come Luca, siamo amici, che è successo? Uè, Ah, Miche. mannaggia, Ma con piacere che fa. Tu mi devi scusare se io non mi sono fatto trovare in Se casa. lui mi sono intrattenuto amabilmente con la signora, allora si chiude. Sono chiuso a comprare certi colpi e revolver che erano fornuti. Mi sono intrattenuto, ma io aspettavo a te. Ma eccomi qua, siedete pure, vieni qua, accomodati. Dove? Qui, siedete pure qua, sì. Ma quanto tempo. Ma che piacere, Ci hai fatto vedere la camera sua, che sì. piacere veramente, saluto. Ci hai fatto vedere la camera sua. Non ancora, Artù, ma non ha importanza, Ma come non ha importanza, mica? Che è la prima cosa tu devi avere la stanza. Se ti conviene, se non ti conviene. Ma mi conviene sicuramente, ma figuriamoci secondo me. Uè, io non sono che serve nessuno, hai capito? Mo se ne chiudo pure la camera e tengo una cassa in gambe e spalle. E a sera, quando mi va a cuccare, io in gambe non mi sento più. Ah, perché non fatica? Fatica, che le danno fresco all'ufficio e si mette a comandare. Vedete, io mi fanno fresco all'ufficio e mi metto a comandare. Ma vado a rotelle, non mi fate a che nerva, sì. Ma vero, è come t'attacca a prezzo ieri, poi che le sta nervoso, signorina? Signor, non rispondete, ma amore, non è successo niente. Mica guarda, tu mi a credere, via che. Che per la risposta che ti fanno io sangue in capo, capito? È meglio che mi sponga zitta, va. Lei ha preso il caffè? No, non ancora, non l'ho preso. Guarda, me lo prendo anch'io volentieri. Diciamo il caffè. Ci va proprio. Dorotei, portaci il caffè. Ah, ha ordinato il signorino 2 caffè, uno per il Lord Strong e l'altro per il KGB. Uè, Ho caffè vogliato a più bar. Ma che bella idea, Artù. Andiamoci in un bar tranquillo, un bello caffè. ma che siamo a casa mia a mobbare? Mica, per favore. Dorotei, va a pigliare un caffè. Ma perché tu sei ciunga? Ma vado a pigliare tu, va! Dorotei, va a pigliare un caffè, tu mi conosci a me. Te conosca, che le mi ridotto pelle e ossa. A sera torna a casa all'ufficio e me la catevolina. E per me non c'è stanno divertimento né cinematografo niente. O caffè non ti voglio via schiatta. Dorotei, guarda, non mi mettere che spalle in faccia al muro, Dorotei. Mannaggia, guarda, non ce la faccio più. No, ora di, non mi piglio un caffè, non mi piace un caffè. Non mi fa schifo, che non siete posto, mi fa l'uomo che va pure qui. Non ce la faccio, mica, sta storia da fardire, capito? E non esce così si acquitando tutta e tu. Dorotei, sta come una scambe, capito? Ma però! Sara, stavolta vai con gli utili. No, mica. Oh gatto. Ah, lo sto. No, pure oh gatto, no, guarda. Ha avuto dato miracolo. Va boia e cose niente. Ma mi porta subito il caffè. Tengo una macchinetta fresca. Com'ero Artù? Ma tu sei tutto sudato. Ti volessi cagnare? Ma no, ma io sto appena un po' accaldato, figurati. Ma mi porta subito il caffè. Guarda che bellella, va. Uè, mica! Ma che fai, Michele? E che stiamo parlando e tu così te vai così? Ma così? Ma che è successo? Ma fammi capire che state, Michele. Ma per carità, siete da qua, Michele, per favore, vieni a casa, ma che è successo? Ecco, Michele, no, per favore, Michele, no. Michele, siete da qua. Per te l'affare è comodissimo, tu questo lo devi capire. L'ufficio sta a 50 passi, la camera piena di sole, un bel bagno vicino e poi, Michele, stai in casa di amici, vedrai che starai bene. Non potevo trovare di meglio. 15 anni all'America, vero? Yes, sir. E beh, ti ha fatto impressione. Impressionato un po' come greco. Vedere un uomo che spara un colpo di rivoltella a una donna. No, mica me diceva se ti ha fatto impressione rivedere Napoli dopo tanto tempo. Sono rimasto ghiacciato, sono rimasto. Ecco qua il caffè.
Ve l'ho fatto con la mano del cuore, sentirete quando è buona. Sicuramente che lo fa buonissimo, prende pure, mica, guarda, sicuro. È veramente squisito. Prelibato. Ma domani che assaggiare, mica? Mi fido, Pido sto caffè, per favore. Oh Gesù! Oh Gesù, vestito nuovo! Arturo, ti sei stracciato un vestito nuovo! E vabbè, amo. Me ne scordate tu dici, Ria, non so manco come è successo. Essa capisce, tu cammini come a baccalà! Ma insomma, Dorotea, ma insomma, guarda come parli. Ma vedi se questi sono termini da usare, a così, baccalà. Oh, e come dovrei dire? Vi siete stracciati il vestito e bravo, che piacere! Come se tenessimo il rendito spasoso, una cosa è pazza! Sì, vabbè, ma devi capire, Dorotea, scusi, che si è successo, colpa non ce n'è. Ma non credere che io, no, mi vado stracciando i vestiti a così, per divertimento, giusto? È giusto? Ah, è giusto! No, non è giusto, perché non dire che hai capito, per favore. Artù, la questione è che sei sbadato. Un cazzo di flanello non mi portaste a casa con un'angappatura. E vestite grigia, non ci faceste la macchia inchiostra. E vabbè, amo, Dorotea, saranno combinazioni, forza. Racciano i punti, su. Per essere pazza! Mo te lo tieni così stracciate con le pezze dietro. Dorotea! Mi entrano i punti vicino alla giacchetta! Gesù Giuseppe Sant'Anna palazzo. Ma dai, a pondere il dito, così non metto vestiti di mano, ehi! Dorotea, guardi che stasera ti mando un cambusato! Accontami la giacchetta! Ehi, non te voglio acconciare, ora è subata! Allora, poi mannaggia, guarda, No, datemi acqua e filo, te la conso io la giacchetta, per favore. Meglio Valentino, per favore, fallo la vita. Ha già scansato molto! Artù, non l'hai cogliuta manco mo. Di che mira e merda che tieni. Voi non siete ancora morta, possate morire subito, tutte e due, possate. Babbo, dammi questa giacchetta, da. E com'è brutto, i papà! E che subito s'arraccia! Ma ci faccio un rammendo che non si vedrà più nemmeno con la lente di ingrandimento. E quando si brutta! Mica, ma che... Ma se la cosa come... Guarda, guarda, eccolo, guarda, sì. Il ritrovo fatto a casa, e a roba ci ma se cose di delinquenti, la bestia, ma io adesso vado, io ti denuncio, io adesso vado al commissariato, dal commissariato, prima chiedo un bagno e poi ti denuncio a te, hai capito? Io ti mando la camera, io a te, ti mando la camera, come? Io a te ti mando la manicomio, hai capito? Promette, hai rotto gli svincoli di amicizia. No, via. ma vieni qua, ma aspetta. Un po' che dignità. Ma fa bestia, qua devi... Un po' che dignità. Sì, ma oddio, no, Michele, per favore, vieni qua che ti spiego tutto, siediti qua. Io faccio apposta, Michele. Sì, siediti che ti spiego, tu l'hai vista a mia moglie che re, che quella te l'ha risposto... Michele, tutto a posto? Tutto a posto. Ci deve che strano. Mia moglie te l'ha risposto che io non la ceressa. E noi abbiamo cominciato subito, il primo giorno di matrimonio, e abbiamo avuto subito una di queste discussioni animate. Stavamo a tavola, io avevo in tasca uno di quei revolver scacciacani, che capita, no? Che uno... Sempre capita, sempre. Chi è che non va in giro con uno scacciacane in tasca? Per carità. Ma voi volete che è una cosa che non ci si crede? Comunque io quel giorno un poco per pazziare, un poco pure perché veramente mi facevi tu che ieri. Vabbè, a un certo punto... No, è un esempio sto facendo. Fanne un altro di esempio, per favore. Poi sparai una botta e che, poi immediatamente vidi il cambiamento, capito? Perché divento subito dolce, sorridente, gentile. Allora già capite da allora che per sta quieta e moglie sanno sparare. Vero? Sì. Da allora in poi se non spara, cadendo non si sta quieta. Ma allora era caricata a salve. Proprio. E non me lo dicevi prima, io non tengo più sangue nelle vene. Ecco qua.
Salve. Tieni, mettete sta giacchetta. Grazie Dorotea, grazie. Adesso scusate tanto che me ne devo proprio andare perché mi sono ricordato di un appuntamento urgente, me ne devo proprio andare, Aspetta, grazie. scusa, non vuoi vedere la camera? No, sarà per un'altra volta, grazie tante, è molto gentile. Allora aspetta che ti accompagno, così prendo un poco d'aria. Se ti fa piacere, vedi tu, insomma. Sì? Oh, Maronna roga. Sì, perché ti dispiace? Va, tu quando mi puoi rimanere solo a casa allora sei contento. Oh mamma mia, Dorotea, ma non sei mai contento? Ma come ha già fatto? Ti cascimo tutte e sera, lo sai o no? Stasera vedi c'è un amico che non vedevo da 15 anni e ceneremo fuori. Nemmeno a cena torniamo a brava tu. Si chiama alla vita. Uè, sai Catorica, tu non esci. Io esco! Tu non esci. Io esco! Artù, spara le iamoncine, va. Sanno sparato, lo dici? Io non posso perché lo devo fare naturale. Non ti capisco, che vuol dire? Se non ci vuole poche sceneggiate, se no non parto tutta la faccia. Aiutami pure tu, Iamma Michele! Ah, vabbè! Se non stasera la volta che succede a Braccè! Tu non esci. Ah, non esce, no! Ecco. Iamoncine, va. Sì. Ci ho avuto tanta grazia. Ma poi, va. E a che ora ci vediamo? Verso mezzanotte. Diverti. Sì. Buonasera, Don Michele. Buonasera, ho passato una splendida serata. Ma non era questa. Aspetta. Non vengo su, perché sono un bel raggio pazienza. Ma Michele non aveva fatto niente. Michele, mo no. Ma quando torno stanotte tengo su, non voglio rumbare. E spara un altro colpo, facessi un po' più tardi. Spara! Oh!